aggiornati sui nostri video, seguite il nostro canale e attivate la campanellina qui sotto. Buonasera, buonasera amici di Casale, buonasera signori giurati innanzitutto a voi, buonasera anche a lei sindaco e agli altri ospiti e buonasera a voi pubblico che siete qui, alcuni seduti, altri che stanno degustando delle prelibatezze, vi guardiamo con un po' di invidia, però poi ci rifaremo anche noi. Bene, appuntamento con Miss Italia, 83 anni di questo concorso che ci fa compagnia, che tocca le piazze, le città più belle, più significative d'Italia e noi sapete che abbiamo un rapporto davvero di affetto nei confronti di Casale di Scodosia, quindi siamo particolarmente felici di essere qui insieme a voi. Ovviamente io prima di iniziare a presentare le nostre bellissime 20 candidate al titolo di Miss Carnevale del Veneto, perché poi questa è la Miss che andremo ad eleggere, ho qui vicino a me il primo cittadino che è Marcello Marchioro e a lei darei il microfono per un saluto. Sindaco di Casale, a lei il microfono Marcello. Grazie Michele, grazie di essere tornati a Casale di Scodosia e a essere tornati a ripresentare Miss Carnevale del Veneto, perché l'estate scorsa abbiamo fatto una Miss diversa che era solo Casale di Scodosia, però siamo fieri e avevamo tanta voglia di riproporre Miss Carnevale del Veneto insieme all'associazione Carnevale, che ringrazio per l'organizzazione. Dunque io farei un grande applauso a tutti i volontari che perdono tempo alle loro famiglie per organizzare tutta questa cosa, che senza di loro non saremmo sicuramente in grado di fare noi amministratori. I volontari sono delle persone eccezionali, perché senza di loro non si potrebbe fare tutto questo, dunque ringrazio personalmente loro, ringrazio gli amici ospiti che sono venuti a fare i giurati per questa selezione. Miss Carnevale del Veneto torna a Casale di Scodosia dopo 2 anni di stop e non vedevamo l'ora. Sappiamo quando abbiamo finito il Carnevale del Veneto proprio con la selezione purtroppo di Miss Italia nel 2020. È stato drammatico, è ancora nei pieni dei nostri ricordi lo stop che abbiamo dovuto fare per questa pandemia. Dunque siamo contenti di vedere la luce finalmente, dunque diamo inizio alla selezione e ringrazio tutti. Se volete accomodarvi anche avanti per vedere meglio le nostre miss, così saranno contenti anche loro. E lasciate solo spazio questa zona centrale per le riprese video, per gli operatori, per i fotografi, grazie. Dunque grazie Michele, grazie a Paola, siete sempre i benvenuti qua a Casale di Scodosia perché ormai siete di famiglia. Grazie ancora. Grazie Marcello, quello che dice è bellissimo, grazie davvero. Bene, allora abbiamo già parlato troppo, io credo che sia il momento di cominciare a presentare le nostre candidate, le vediamo prima in una sorta di sigla iniziale e poi vi racconto quello che accadrà fra qualche istante. Comunque la selezione, l'elezione di Miss Carnevale del Veneto, che 2 anni che dovevamo fare, questa sera ce la faremo, la fascia è pronta, le ragazze sono pronte, a voi, eccole, le candidate al titolo di Miss Carnevale del Veneto, a voi. Ma che belle, facciamo un applauso a queste bellissime 20 ragazze che si contenderanno il titolo di Miss Carnevale del Veneto, e poi ovviamente le altre 5 fasce a disposizione che consentirà alle prime 6 classificate quindi di posizionarsi e arrivare alle finali regionali in Veneto di Miss Italia. Quindi grazie davvero a queste bellissime ragazze che io inviterei a rientrare in camerino. Se volete potete rientrare, grazie. Io mi faccio da parte, do spazio a loro per poter rientrare, perché abbiamo subito, prima di iniziare, due ospiti da presentarvi.
ragazze che hanno già vissuto l'esperienza di Miss Italia, l'hanno vissuta nella maniera migliore perché hanno partecipato come loro a una selezione, hanno ottenuto il turno per passare alle finali regionali, da lì poi dalle regionali sono arrivate alle prefinali nazionali, come nel caso della prima concorrente che vado a presentare. Lei è Martina Buttacci ed è Miss Miluna Veneto 2021. Prego Martina! Martina Buttacci, poi ci parleremo dopo, puoi accomodarti vicino al sindaco. E poi abbiamo colei che è arrivata ottava classificata, la finalissima di Miss Italia 2021 quest'anno a Venezia, come probabilmente ricordate, il 13 di febbraio, con noi la Miss Sport Veneto e ovviamente finalista e ottava classificata Miss Italia, Deborah Battarello. Poi arrivate, poi intanto andiamo subito a iniziare la selezione. La giuria è prontissima, ovviamente armata di penne e schede, perché queste sono le armi che ha la giuria, le simpatiche armi che hanno questa giuria. Poi avrò modo di raccontare quelle che sono gli sponsor di Miss Italia, ma un ringraziamento subito lo voglio fare alla nostra patron Patrizia Mirigliani. A lei rivolgere un applauso perché con tanta forza e determinazione porta avanti questo concorso. Anche nei momenti più difficili di questi 2 anni comunque Miss Italia ha sempre lanciato un messaggio. Miss Italia c'era e c'erano le tante piazze, le tante location dove si sono potute svolgere le manifestazioni. Bene, detto questo iniziamo con la concorrente numero 1, con la prima concorrente. Il numero è importante perché è l'unico modo che ha la giuria per riconoscerle e adesso si presenteranno. Vai, concorrente numero 1. Buonasera a tutti, mi chiamo Giovanna Anna, vengo da Sant'Urbano in provincia di Padova. Nella vita sono una studentessa di biotecnologie sanitarie e pratico danza classica, moderna e contemporanea. Molto bene, concorrente numero 1. Grazie, andiamo con il numero 2. Microfono il tuo. Salve a tutti, io sono Beatrice Rossi, ho 19 anni e vengo da Valdagno in provincia di Vicenza e studio lingua moderna all'Università di Trento. Molto bene, concorrente numero 2, prego. Concorrente numero 3. A te. Buonasera a tutti, sono Noemi, ho 20 anni, vengo da Noventa Vicentina in provincia di Vicenza e nella vita studio ingegneria ambientale all'Università di Padova. Molto bene, concorrente numero 3. Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange.
I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second, this life is a lesson. He got a new engine from pain, it's a blessing, new focus, no guessing, just bold and obsession. Con la staffetta numero 4. Buonasera a tutti, mi chiamo Maila, ho 22 anni, vengo da Borgo Veneto e sono una studentessa universitaria di Scienze della Formazione Primaria a Roma. Molto bene, Maila numero 4. Staying from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't wanna place, I wanna be first. Work till I hurt. Buonasera, sono Rachele, ho 24 anni, vengo da Verona, sono un ingegnere biomedico. Numero 5, Rachele. Go off from a break, off from the weak minds, they can stay soft. You can change lives, you create thoughts, never waste time. You got one shot, you got one life, better pop off. What do you like? Make a dream job. No 9-5, no mean boss, just my life and free thoughts. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. Buonasera a tutti, sono Viola, ho 20 anni, vengo da Vicenza e studio lingue all'Università di Verona. Molto bene, Viola, concorrente numero 6. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever. Buonasera a tutti, sono Sara, ho 20 anni, vengo da Brogliano in provincia di Vicenza. Nella vita studio economia e lavoro come istruttrice di nuoto e presso un'agenzia di viaggi. Molto bene, numero 7. Straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? Buonasera, sono Maya, vengo da Ted sul Brenta in provincia di Vicenza. Ho 18 anni e nella vita studio, ho appena concluso il liceo. Molto bene, Maya. It's amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Buonasera a tutti, sono Linda, ho 18 anni, sono una studentessa e frequento il liceo delle scienze umane a Padova. Di dove sei? Padova. Padova, bene, numero 9. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Ciao, buonasera. Buonasera a tutti, mi chiamo Nicole, ho 22 anni e sono una bartender. Vengo da Verona. Molto bene, Nicole, numero 10, vai.
Buonasera a tutti, io sono Valentina, ho 19 anni, vengo da Padova e nella vita studio moda all'Istituto Superiore di Padova e aspiro a diventare una stilista e una modellista creando capi come questi. Molto bene, numero 11, vai, vai, vai! Buonasera a tutti, ho 19 anni e vengo da Casale sul Sile e lavoro in una pasticceria. Molto bene, numero 12, Irene! Sono Eleonora, ho 27 anni e lavoro come insegnante di musica in una scuola e sono di Padova. Molto bene, grazie. Grazie Eleonora. Numero 13. Buonasera, mi chiamo Deborah, ho 19 anni, vengo da Vicenza e sono l'ultimo anno di liceo linguistico. Molto bene, vai Deborah, numero 14. Buonasera a tutti, mi chiamo Aurora, vengo da Bussolengo in provincia di Verona, ho 20 anni, nella vita gioco a pallavolo in Serie B. Molto bene Aurora, numero 15. Buonasera a tutti, sono Marta, vengo da una provincia di Rovigo e studio fisioterapia, ho 19 anni. Molto bene. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood in my
tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just... Buonasera, sono Elisabetta, ho 22 anni, sono laureata in economia aziendale e attualmente sto studiando la magistrale in economia e finanza, abito a San Urbano. Elisabetta, palco e passerella sono tutti tuoi. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. 'Cause anything we're doing is a tough time. 'Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gone. Buonasera a tutti, mi chiamo Jenny, vengo da Chiampo, un paese in provincia di Vicenza. Lavoro in una ditta e ho 22 anni. Molto bene, vai, concorrente numero 18, lei è Jenny. Buonasera a tutti, sono Francesca Nassi, ho 22 anni, abito ad Albaredo d'Adige in provincia di Verona e lavoro in un'azienda. Hai detto tutto Francesca? Vai, numero 19. Buonasera a tutti, sono Anna Chiara, ho 17 anni, vengo da San Polo di Piave in provincia di Treviso e sono una studentessa. Grazie Anna Chiara, numero 20. Signori giurati, siete pronti? Ricominciamo la passerella con la concorrente numero 1. Lei è Anna. Prego Anna. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. 'Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Andiamo con Beatrice, concorrente numero 2. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.
mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn it. Andiamo con Noemi, la concorrente numero 3. Put them on display, on repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 still go, 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 slow, go, still go, 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 Ayla, concorrente numero 4. Andiamo con la numero 5 intanto Rachele, prego Rachele. Viola, numero 6, eccola qui. Sara, tocca a te. Sara, concorrente numero 7. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. Andiamo con Maya. You can mold, shape, find almost anything. Concorrente numero 8. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Just give me up. Don't be scared. Andiamo con la prossima, lei è Linda. Turning back, I won't stop, I'ma fight until there's nothing left. It's so on, you're gonna be hurting bad, cause I've been to hell and back. You don't wanna make me mad, I stay strong, you will never see me crack. And if you get in my way, you're gonna feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back. Mirror breaks after math, when I hate, I attack.
told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Poi abbiamo i Reni, Yeah, I'm about to fade che away. ovviamente Cause every time I wake up I feel like 12. it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by Andiamo con la prossima, lei è Eleonora. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Andiamo con la prossima, che è la numero 14, Deborah. As you fade away, as you fade away, as you fade away. E poi abbiamo Aurora. I'm going through hell, a fake like I'm fine, but I know you can't tell. Like nothing I felt, my mind overwhelms. I think that I'm broken, but I hope you can't help. I know I'm not perfect, but some days I feel far more worthless. Baby, you make me feel nervous. If I still have you, I have purpose. It's all worth it. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until E poi abbiamo Marta. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. Andiamo con Elisabetta. Jenny.
Francesca. Con Anna Chiara, concorrente numero 20. Noi ci vediamo più tardi perché andremo a scoprire i nomi delle vincitrici di Miss Carnevale del Veneto e ovviamente di Miss Rocchetta Bellezze e degli altri titoli in palio. Ci vediamo più tardi, grazie e buona serata. Bene, allora che ne dite? Richiamiamo fuori tutte le nostre 20 candidate al titolo? Ma sì, chiamiamole fuori. Un applauso per loro. Ma che bello, guardate, voi non avete idea la soddisfazione e la gioia che ho a essere proprio qui a Casale questa sera, per me è bellissimo tutto questo. Bene, iniziamo con le premiazioni, andiamo a premiare la sesta classificata e per questo chiamerei il vice sindaco di Montagnana, Federica Scarmignan, con la fascia di sesta. Vice sindaco, c'è Federica? Buonasera, buonasera. Allora, spostiamoci da questa parte, mettiamoci qui. Così la ragazza che è la sesta classificata farà un passo avanti. Sesta classificata, quindi ammessa alle finali regionali di Miss Italia in Veneto, è la concorrente numero 15, Aurora Bertasi. Fai un passo avanti, Aurora. Living life every day, late at night, not okay. Quindi chiamiamo per premiare la quinta classificata il presidente confartigianato mandamentale Barbara Frizziero con la fascia della quinta classificata. Quinta classificata, attenzione, tutte sono ammesse alle finali regionali in Veneto, ma la cosa più importante è che tutte le altre concorrenti che non vincono questa sera potranno ripartecipare alle prossime selezioni. Quindi per loro Miss Italia non è assolutamente finita, anzi, continua per tutta l'estate. Quinta classificata, la concorrente numero 2, Beatrice Rossi. Un passo avanti per Beatrice. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe. Quarta classificata, Modesto Lazzarin viene a premiare il sindaco di Terrassa Padovana. Buonasera sindaco a lei. La quarta, venga pure qui vicino a me, così almeno lasciamo il quadro delle nostre concorrenti. Quarta classificata, anche lei ammessa alle finali regionali in Veneto Miss Italia, è la concorrente numero 17, Elisabetta Dosso. E lei! Some of us need purpose to overcome, but try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Terza classificata, Loris Stevanato e Duilio Muraro saranno loro a premiare. Terza classificata è la concorrente numero 11, Valentina Amenduni. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop.
off if it's controlling you. I know that time can heal it all. I just gotta get through. I just gotta get through. I just gotta get through. Cause I feel like taking off. E poi il vice sindaco Antonio Vecchione va a premiare la seconda classificata che si aggiudica il titolo di Miss Rocchetta Bellezza. Tutti quanti conosciamo Rocchetta, abbiamo già prima ringraziato i nostri sponsor. Rocchetta è un altro degli sponsor, possiamo definirlo storico di Miss Italia, e ovviamente, come vuole una tradizione, oltre ad avere una sua fascia regionale, premia sempre la seconda classificata. La seconda classificata questa sera qui a Casale di Scodosia è la concorrente numero 7, Sara Cavallaro. Dov'è Sara? È lei! Really trying me, ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy, I need some silence, please. You're all too loud, you don't speak quietly. Opinions violently thrown across every surface, it makes me nervous. Is the world honestly burning? A questo punto sul palco, per premiare la vincitrice, vorrei il sindaco di Casale, Marcello Marchioro. Prego Marcello. Con lui però vorrei anche le nostre due Miss ospiti, che sono Deborah Pattarello insieme a Martina Buttaci, Miss Sport Veneto 2021 e Miss Miluna Veneto 2021. E poi a me piacerebbe avere, se ci raggiunge, anche Paola Rizzotti, organizzatrice e responsabile di Miss Italia in Veneto con Corona. Vieni Paola, vieni qui vicino a noi. Vieni qui vicino a noi. Prima classificata, e si aggiudica il titolo di Miss Carnevale del Veneto. Sindaco, com'è andata? Molto bene, io ricordo i brividi che si faceva la sfilata a febbraio. Oggi è un po' meglio visto la temperatura, ma a febbraio era un brivido in più. E molto bello anche stasera. E pensate che noi in camerino chiedevamo a febbraio alle ragazze: guardate, se volete potete anche sfilare in abito, tanto la giuria le vedeva preventivamente in sala consiglio, il sindaco se lo ricorda. Le ragazze volontariamente dicono: no, noi usciamo in body con 2 gradi sotto zero, quindi a voi è andata bene ragazze, non vi lamentate. Paola, un saluto anche da parte tua. Cosa devo dire? Una grandissima emozione tornare dopo 2 anni al Carnevale del Veneto, anche in questa versione estiva. Ripartiamo, e poi sai che io ho Casale di Scodosia nel cuore, e quindi buona serata a tutti, grazie alle ragazze, grazie al sindaco, grazie al Carnevale, ma grazie a Casale di Scodosia. Grazie, perché abbiamo un legame con tanti amici in questa città e ci fa molto piacere tornare sempre. Bene, Miss Carnevale del Veneto versione estiva è la concorrente, sì, così mi piace, numero un po' di più, 14, Deborah Rigo, lei! Adesso abbassiamo il volume, perché devo dire una cosa importante. C'è una bella notizia per un'altra ragazza. Perché? Perché Deborah ha già partecipato a una selezione di Miss Italia, classificandosi terza se non ricordo male. Quindi il regolamento dice che una ragazza può comunque ripresentarsi per poter vincere il titolo. Può farlo solo se vince il primo titolo, altrimenti resta comunque una finalista regionale, quindi non perde nessun diritto, nulla cambia per lei. Però avendo lei vinto questa sera, c'è una bella notizia per un'altra ragazza, perché siccome lei era già una finalista e noi non vogliamo portar via poi in particolare lei posti alle finali nessuno, tra voi ragazze c'è un'altra finalista regionale che è la concorrente numero, aspetta che vado a vedere bene, inutile, siamo incorruttibili, è inutile che date i numeri li possiamo dare solo noi. La numero 20, Anna Chiara Caru, dov'è? È lei! Sono 2 omaggi floreali
sia per le ospiti ma anche per il Carnevale del Veneto. Molto bene, arriva l'omaggio floreale. Io vorrei anche fare un ringraziamento a due amici che sono Fioreria Garden Flowers di Tiziana Cusella e poi Frutta e Verdura Cesare e Simonetta. Grazie anche a loro. E poi le Miss al centro del palco. Io intanto vi chiedo un applauso, il più forte che potete fare, visto che siete in tanti, a Anna, Beatrice, Noemi, Maila, Rachele, Viola, Sara, Maia, Linda, Nicole, Valentina, Irene, Eleonora e poi ancora, vado a cercare gli appunti, ci sono, sì che ci sono, Deborah, Aurora, Marta, Elisabetta, Jenny, Francesca e Anna Chiara. Loro sono state le grandi protagoniste di questa elezione di Miss Carnevale del Veneto qui al Casale di Scodosia. Chiudiamo, amici, ragazze, tutti insieme, dai, fate un'uscita tutte insieme, dai, un'altra passerella. Le vincitrici devono rimanere qui, le altre potete entrare in camerino, vai. Questa ragazza è stata veramente una fantasia. Bellissimo vedere l'effetto della telecamera disponibile dalla quella dei concerti di Vasco. Grazie. A questo punto io dico grazie al service audio luci che ci hanno dato la voce, la luce e le musiche, un applauso anche a loro perché fanno un lavoro fondamentale, grazie. E grazie anche a voi, cioè veramente è stata una serata straordinaria, grazie, è stata una serata straordinaria ed è stato bello essere qui ancora. Che volete? Vi pagate? Dai, su, facciamo una colletta, ciao ragazzi. Ciao a tutti, buon divertimento perché adesso il carnevale comincia. Passo la parola a Angela e a tutto il suo staff. Ciao ragazzi, grazie. Grazie mille.